Ambizione e rivoluzione, due parole d'ordine per iniziare al meglio una nuova annata tutta da vivere, due squadre, due cuori pulsanti, una sola città. L'obiettivo al termine di una strada diversa è sempre lo stesso: essere i migliori. Buon pomeriggio amici di Sportisili, da Francesco Cammuca qui dal Pala Don Bosco, dove si stanno per affrontare Palermo Calcio a 5 e Athletic Club Palermo per l'andata del primo turno della Coppa Italia di Serie C1 di calcio a 5, gara d'eliminazione diretta. Si gioca sulla distanza degli 80 minuti, perché a proposito della rivoluzione a cui facevo cenno proprio in sede di presentazione della partita, sarà proprio questa la parola chiave di tutto il campionato di Serie C1, che per la prima volta nella storia si disputerà nelle prime partite con il tempo effettivo, e dunque due tempi da 20 minuti ciascuno, così come accade dalla Serie B in su, da quest'anno invece dalla Serie C1 in su. E poi vedremo ovviamente come si svilupperanno le partite, una partita completamente diversa nei ritmi, nella gestione anche dei tempi, e anche, come abbiamo detto, anche in alcune circostanze con alcuni, diciamo così, professori del futsal, anche una gestione arbitrale diversa, ma questo ovviamente lo vedremo solo a partite iniziate. Tanti giocatori che vedremo in campo in questa stagione, la 2023-2024, sono già abituati a questo genere di partita, a questo genere di ritmi, e quindi non potranno fare altro che fare da guida per una stagione tutta ovviamente da vivere insieme qui su Sportisili. Dunque ci siamo, primo pallone della stagione per Palermo Calcio a 5 Athletic Club Palermo. Noi approfitteremo ovviamente della questione tempo effettivo per gestire anche quella che è un po' il racconto del percorso che queste due società stanno facendo e faranno nel corso della stagione. Intanto prepariamoci al fischio d'inizio di questo incontro, con la prima palla che verrà toccata per l'Athletic Club Palermo da Fiorentino, naturalmente approfittando anche del fatto che altre partite si giocheranno dopo, altri campionati come la Serie B prenderanno il via dopo. Ci sono tante personalità del calcio a 5 regionale palermitano che hanno deciso di assistere a questo incontro, e allora vediamo come si svilupperà la partita, che inizia in questo istante. Quindi mettetevi comodi, inizia Palermo Calcio a 5 Athletic Club Palermo col primo pallone gestito dalla squadra in maglia nera, pantaloncini bianchi, calzettoni neri. Attacca da sinistra a destra dei vostri schermi per questo primo tempo. Dall'altra parte Palermo, maglia rosa, pantaloncini neri con numerazione rosa, e rosa sono anche i calzettoni della roster affidato anche quest'anno a Salvolo Piccolo. Partiamo proprio col racconto della partita, con Sgarlata Marretta da Ricca e Casamento a comporre il quintetto davanti a Luigi Mistretta. Dall'altra parte abbiamo già nominato il numero 8 Fiorentino, c'è anche col numero 20 Vallecchia a giocare più avanti, il numero 25 Di Cara, il numero 7 il capitano Tuvè,
in porta Riccardo Romeo, mentre qui ha sfiorato subito la palla gol il Palermo. E adesso attacca l'Atletico con Tuvè, lungolinea intercettato da Marco Casamento. Un ritorno per lui in casa Palermo, tanti i ritorni in casa Palermo, ce ne dove annoverare un altro che è quello di Luigi Mistretta in porta, ma tanti altri, come anche la formazione rosanero ha mostrato sui propri profili social, molti ritorni, anche qualche volto nuovo, come nel caso di Max Perona, che però non figura in distinta oggi. Intanto primo fischio della partita. Ciò che non è cambiato è il conteggio dei falli, 5 falli a testa consentiti per tempo, per squadra. Dopodiché si andrà ai liberi, al tiro libero. Intanto 18:49 da giocare, calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Sulla palla Francesco Tuvè, uno che su questo parquet, quello del Pala Don Bosco, ha veramente vissuto 1000 vite, forse anche qualcosa in più. Parte alla battuta col destro, sorvola la traversa, il tentativo dell'ex tra le altre di Villaurea. E San Vitolo Capo, giocatore di grande eleganza, di grande tecnica e anche di grande flemma. Da Ricca va a puntare subito contro Vallecchia, lo sfida in velocità, ancora Da Ricca la tiene, viene adesso raddoppiato, va giù nel contatto con Fiorentino, contatto che è venuto dopo però che il numero 21 rosanero si era liberato, meglio aveva perso il pallone, e allora avanza Paolo Di Cara, poi Vallecchia in qualche modo riesce a recuperare, scambia ancora con Di Cara, Vallecchia punta Da Ricca che lo ferma, in aiuto anche Casamento, poi proprio Casamento prova a lanciare in velocità Da Ricca, la palla però è troppo lunga per il numero 21 rosanero. Seconda stagione consecutiva per il talentino di casa Palermo Calcio a 5, il quale ha vissuto anche una stagione in Lazio prima di tornare appunto l'anno scorso in Serie C1 con i colori rosanero. Qui intanto Tuvè a lottare con Casamento che ha la meglio, poi Marretta proprio per il pivot ex Fus Palermo, raddoppiato e fermato dall'intervento di Vallecchia, fallo laterale in favore della formazione guidata da Salvo Piccolo, che attacca ora con la rimessa di Vincenzo Sgarlata, terzo anno per lui in rosanero, giocatore di grande temperamento. Da Ricca, controllo e destro, Romeo in due tempi, primo tiro verso lo specchio della porta per il Palermo Calcio a 5. Qui l'anticipo ancora di Marretta su Fiorentino, poi Vallecchia per Tuvè, ancora Fiorentino, ancora Marretta in anticipo. Da Ricca fermato, poi Tuvè riorganizza per Di Cara, raddoppiato e fermato da Sgarlata. Tanto si riprende. Con Da Ricca. Da Ricca pressato. Strattona anche un po' Vallecchia per liberarsi della morsa del giocatore con la maglia numero 20, lui che ha anche un passato nel calcio a 11 prima di approdare al Palermo Futsal 89ers, secondo anno per lui in maglia nero-rosa. Gestisce palla ancora Vincenzo Da Ricca, poi scambia con Marretta, ancora il 21 cerca sfogo ma tanto prolungato il possesso palla del Palermo. Ora Da Ricca prova a sgasare a sinistra, fermato il suo passaggio a Tuvè, poi Di Cara con la palla che termina in calcio d'angolo. 16 minuti 37 secondi da giocare, 0-0, ritmo abbastanza alto, fa molto caldo anche qua dentro al Pala Don Bosco, adesso fa caldo fuori, figuriamoci all'interno. Da Ricca dall'angolo da Marretta, ancora Da Ricca suolata e appoggio al capitano Sgarlata, torna anche lui dal numero 5, ennesima stagione per lui in maglia Palermo Calcio a 5, lui che ha girato veramente tante squadre e ha fatto sempre grandi cose. Ora l'età avanza ma l'eleganza e le doti da centrale restano intatte. Sgarlata, Da Ricca, gli corre alle spalle Marretta, la palla per Sgarlata, ancora Da Ricca che non si appoggia a Marretta e si corre alle spalle Sgarlata, perde palla Da Ricca, chiuso da Tuvè che mette in fallo laterale.
è rimessa, mentre Fiorentino deve allacciare la scarpa, quindi si perde tempo, se ne vanno intanto i primi 4 minuti della partita. Adesso la gestione proprio delle partite da parte dei tandem arbitrali sarà diversa, sarà anche forse più semplice, visto che il tempo è lì, lo vedete, ci sarà soltanto da fare delle valutazioni di natura squisitamente arbitrale per quelli che sono i contatti, per quelli che sono i fischi da emettere e da non emettere. Intanto Daricca con recupero palla, scivolata di Tubè, forse aveva spostato il pallone prima Daricca che finisce a terra, palla a mistretta, mette fuori il pallone Sgarlata, si è rialzato Vincenzo Daricca, probabilmente c'era stato il contatto. In ogni caso tutto ok per il direttore di gara, intanto va fuori proprio Daricca. Il posto viene preso da Salvo Davì, seconda annata per lui, anche lui figlio del Palermo Calcio a 5, l'anno scorso alle sue prime uscite in C1 in prima squadra è stato anche uno dei punti di forza della formazione Under 19 che è arrivata fino alle soglie della Final Four regionale di Coppa, vinta poi dal Villaurea. Giocata a Marsala, Davì con i suoi compagni ha fatto molto bene, ha giocato la semifinale proprio contro il Villaurea, mentre intanto affonda Fiorentino, il quale non trova la porta e riparte Sgarlata col pallone tre piedi. Davì, prima palla della sua partita, ha preso il posto proprio di Daricca, intanto si prepara anche Mattia Pecoraro a proposito di ritorni, quello del giocatore anche lui passato l'anno scorso dal Villaurea, ma che ha giocato le sue primissime partite, i suoi primissimi scampoli di gara proprio con la maglia del Palermo Calcio a 5 in C2 sotto la guida di Roberto Zapparata. Poi il passaggio al futsal, Emiri tante volte l'anno scorso l'abbiamo commentato quando abbiamo raccontato le gesta della formazione juniores del Villaurea, e adesso prende il posto, a breve prenderà il posto probabilmente di Marco Casamento. Pronto sul cubo dei cambi anche Vincenzo Rizzuto, mentre Marretto va a recuperare palla, serve Casamento, palla troppo lunga, però l'ottimo lavoro, impressione di Marco Marretta che ha speso l'ultima stilla di energia prima di andare in panchina al suo posto Vincenzo Rizzuto. Fiorentino va a puntare proprio il nome entrato, lo salta Fiorentino, la trattenuta di Rizzuto, subito un fischio contro il numero 8 Rosanero. Intanto il giallo credo che se lo sia beccato Davì, sì, questa è una svista arbitrale perché il fallo l'ha commesso Rizzuto, però fatto sta che è arrivato il cartellino giallo, arriva anche il momento di Mattia Pecoraro al posto appunto di Marco Casamento, come si poteva facilmente intuire. Punizione Athletic Club sulla palla Vallecchia e Fiorentino. C'è una muraglia Rosanero davanti alla porta, fischia l'arbitro, la suolata per Vallecchia che la piazza col sinistro, palla fuori, non c'è stata deviazione e dunque riparte il Palermo. 14 minuti 11 secondi sul cronometro. Palermo che riprende il filo del discorso con Pecoraro, aggredito da Tubè, il quale gli sradica il pallone dai piedi, avanza Tubè, poi la conclusione sul fondo di Di Cara, questa decisamente più pericolosa di quella precedente, palla che fischia a pochi centimetri dal palo, si salva il Palermo. Davì, Rizzuto, Sgarlata, Pecoraro,
ancora Rizzuto per Daviri, prende il giro palla per Pecoraro, fronte alla porta, fermato Pecoraro che poi prova a ritrovarla, alla fine la tocca per ultimo Fiorentino, palla in fallo laterale, intanto a beneficio di chi ci sta guardando ovviamente da casa, piccola messa di mani avanti, mettiamola così, purtroppo qui al Palla Don Bosco la ricezione non è delle migliori, è un problema che riscontriamo già da qualche anno, abbiamo cercato di risolvere la situazione ma non c'è stata data una soluzione. Intanto Pecoraro si gira, calcia, deviazione, no, non c'è stata deviazione, quindi si riparte dal fondo ed è già ripartito Romeo. Attenzione all'avanzata di Fiorentino, il tocco per Di Cara, l'uscita di Mistretta che evita il gol, si è fatto cogliere impreparato qui il Palermo, stava per approfittarne Di Cara ma ci ha messo le ginocchia Gigi Mistretta. Adesso diventano tante le palle gol a disposizione dell'Athletic create in questi primi 7 minuti di partita, 7 minuti e 7 secondi per l'esattezza. Fiorentino pressato da Davì, ancora però Fiorentino riesce a liberarsi, palla scucchiaiata per Tuve che si gira, calcia, palla sul fondo, ancora vicino al gol l'Athletic. Palermo che in questa fase sta subendo le occasioni, ne abbiamo annoverate negli ultimi 2 minuti reali almeno 5. Pecoraro fronteggia, poi torna da Rizzuto, Lupo anche lui appena entrato in campo, Dabi, Pecoraro non aggancia, poi si fa prendere la mano Fiorentino che prova a calciare convinto che il compagno cioè il portiere avversario fosse fuori dai pali. Si ricomincia allora con Vincenzo Rizzuto, Davi, Pecoraro fronte alla porta, prova a calciare, la palla è fuori, ancora dal fondo, ancora nessuna deviazione. Romeo va subito da Vallecchia, la palla scavalca, l'uscita di Mistretta, poi ancora Fiorentino con la schiena Davi a metterla fuori, reclamano un fallo di mano i giocatori del Palermo, dell'Athletic Club Palermo, ma è calcio d'angolo. Palla battuta indietro, tu vai fronte alla porta, di punta, doppia deviazione, poi Lupo prova ad uscire, viene fermato, ancora tu vai, Rizzuto su di lui, c'è stato prima un fischio, un fallo di Lupo e una punizione per l'Athletic Club, terzo fischio contro il Palermo Calcio a 5, ancora nessun fallo commesso dalla formazione in maglia nera. Sulla palla Fiorentino, c'è il fischio dell'arbitro, Fiorentino la piazza, palla abbondantemente fuori, non ha girato la conclusione di Fiorentino, Emanuele Fiorentino, classe 95. 11 minuti 54 secondi, squadre che sembrano ben adattarsi al tempo effettivo, pause abbastanza lunghe, è chiaro che si avverte il caldo, si avvertono le fatiche di un'estate che da entrambe le parti è stata di grande lavoro. Davi intanto prova a puntare, scambia con Pecoraro, Davi, l'uscita di Romeo che difende il primo palo, palla in calcio d'angolo. Sarà rimessa laterale, non calcio d'angolo. Davi, anzi no, calcio d'angolo. Avevamo visto bene. La rimessa con Tuve che interviene, poi Lupo, Rizzuto, Davi, finta il consegnato, Davi! La palla forse sul palo, forse l'ha presa Romeo, ma palla gol ghiottissima, ancora per il Palermo. Di Cara, palla per Vallecchia, vediamo come reagisce l'Atletico, Vallecchia, velocità, Di Cara, Vallecchia non fa arrivare, c'è Lupo.
E poi ancora Rizzuto che salta l'avversario. Rizzuto rimontato da Vallecchia. Partita che si è accesa. E calcio d'angolo per il Palermo Calcio a 5 che ha avuto due enormi occasioni per sbloccarla dopo aver rischiato di andare sotto. Davì però dà la sensazione di avere già qualcosa in più rispetto agli altri. Intanto palla dentro! Pecoraro! La sblocca lui la partita! È 1-0 per il Palermo Calcio a 5 e segna al suo ritorno in maglia rosanero Mattia Pecoraro. E time out chiesto immediatamente. Dalla panchina dell'Athletic Club, mentre riprende questa malsana idea di fare il tipo battendo i piedi, che capite bene che per noi assume quasi i contorni di un terremoto. Per chi sta guardando la partita vi assicuriamo che non è un problema legato alla ripresa della gara, bensì a ciò che accade sugli spalti. Sta per riprendere il gioco, 10 primi e 54 secondi da giocare qui al Pala Don Bosco. Il Palermo ha appena sbloccato la partita con un gol di Mattia Pecoraro. Intanto è cambiato qualcosa nel quintetto dell'Athletic Club, perché è uscito Di Cara, è entrato Pillitteri, Francesco Pillitteri, maglia numero 10 per lui. Tuvè, palla per Vallecchia che controlla ma la perde. Allora può avanzare il Palermo, c'è il recupero per ancora di Vallecchia sul nuovo entrato Saviano in casa Palermo Calcio a 5. Occhio a Tuvè che accelera, scivolato di Rizzuto, fallo laterale. Dato Pecoraro che nell'altra porta, quella dove sta attaccando adesso. Intanto prima parliamo dell'azione. Saviano, forse un contatto a palla lontano. Lupo, calcia, respinto. Dicevo di Pecorare di quel gol nella partita contro il Real Termini Recogest del campionato regionale juniores, del campionato nazionale juniores, scusate. Gol a un secondo dalla fine che ha consentito al Villauria di andare ai supplementari e poi di andare a vincere la partita che ancora abbiamo negli occhi per la prestazione mostruosa di Fuschi, che tra l'altro, notizia di qualche giorno fa, approda in Serie A2, giocherà con la maglia della Roma Calcio a 5, che tra l'altro vincitrice dell'ultima Coppa Italia riservata agli Under 19, quindi un upgrade importante per un ragazzo che sicuramente può fare grandi cose, tra l'altro figlio d'arte. Suo papà Gianmario l'anno scorso a Real Termini, quest'anno allo Iato, che squadra che si è aggiunta al pelotoncino di compagini di cui ci freggiamo di essere media partner. E qui intanto Saviano con la chiusura in fallo laterale, 9:32 sul cronometro ancora da giocare nel primo tempo, 1-0 Palermo, gol di Pecoraro. Pillitteri per Fiorentino. Ho detto che è un po' in emergenza l'Athletic Club in questa partita, mentre rimessa in zona attacco per l'Atletico, chiusura di Rizzuto proprio su Pillitteri, che adesso va a calciare ma ha battuto male la rimessa, battuto
molto male la rimessa fiorentino. E allora fallo laterale che passa alla squadra di casa, il Palermo calcio a 5, che come avete potuto anche intuire anche dall'intervista che abbiamo realizzato con il project manager Roberto Marino, giocherà le partite interne di questa stagione qui al Pala Don Bosco per il campionato IC1 e per il campionato nazionale juniores. Altra novità del sodalizio del presidente Salvo Messeri, che qui adesso attacca con Rizzuto, sbaglia il tocco e allora Vallecchia, fallo di Rizzuto su Tuvè, quarto fallo commesso dal Palermo. Torna Marretta a 8:42 dalla fine del primo tempo. Vallecchia va a puntare D'Aricca, che è tornato in campo e gli porta via la palla. D'Aricca accelera, poi rientra Marretta. Saviano, Marretta, D'Aricca, largo a sinistra, palla per Mineo. Mineo spalla alla porta, debutta in partita per il numero 12 che cerca di tenerla in mezzo a due, li ferma Tuvè, senza commettere fallo, poi Mineo gli recupera palla, raggiunge fischia. Ed è il quinto fallo commesso dal Palermo calcio a 5. Le proteste dei due Lo Piccolo, papà Salvo e il figlio Luca, il suo assistente. Intanto è ripreso il gioco. Fischio un po' dubbio se consideriamo anche quello che non è stato emesso in precedenza in favore di Milano. Non è che qui, senza paura del sesto fallo, va in scivolata e ferma Fiorentino, che sbaglia Vallecchia. È rimessa Palermo. D'Aricca, Marretta, palla per Saviano, ancora Marretta, nuovamente Saviano. Marretta, Saviano cerca la giocata lungolinea, non la trova e allora ci sono gli applausi di mister Miosi all'indirizzo dei suoi ragazzi. Debutta in partita anche Gandolfo, maglia numero 9, esce Tuvè per rifiatare un po', intanto la palla passa ma non trova ragazzi in maglia nera. Su Mineo, primo fischio contro l'Atletico Club. La punizione Palermo. D'Aricca punta, poi torna sui suoi passi contro Gandolfo. Marretta di prima su Mineo che gli restituisce palla, ancora D'Aricca, punta ancora Gandolfo, cambia fronte, va da Saviano. Marretta quasi dimentica la palla, non viene pressato, la gioca su Saviano. Marretta, Saviano, D'Aricca, Mineo cerca di muoversi, viene fermato dall'intervento di Fiorentino. Poi ancora recupera Mineo, palla allontanata, Mineo ci riprova, D'Aricca! Calcio a 5, ma qui gran parte del merito va a Fabio Mineo, che l'ha recuperata e l'ha messa sui piedi di Vincenzo D'Aricca. E 2-0 allora per il Palermo, non può rifiatare più di tanto Ciccio Tuvè, subito rigettato nella mischia da Fofoniosi. Il Palermo ha già recuperato di nuovo palla. Entriamo negli ultimi 6 minuti del primo tempo. Il Palermo ha appena raddoppiato con il gol di Vincenzo D'Aricca. Saviano, passaggio intercettato.
sicuramente chi segue il futsal palermitano sa bene quanto Fabio Mineo può dare alla sua squadra. Qui spalla alla porta, prova a girarsi, la ruleta di Mineo che questa la porta fuori, cerca queste giocate anche per dare un po' la scossa alla sua squadra. Di certo però un giocatore che può dare gli strappi, intanto va di nuovo fuori Pillitteri, va di nuovo dentro Di Cara, e scossa di cui ha sicuramente bisogno l'Athletic Club per cercare di aprire la partita. Le partite con il tempo effettivo diventano eterne per chi le gioca e anche per chi le racconta, quindi non può e non deve demordere il quintetto di Miosi contro però un quintetto come quello di Lo Piccolo che sta interpretando fin qui in maniera quasi perfetta la partita. Mineo, ma c'è cambio rimesso. Fiorentino fermato da Saviano, poi Marretta gli porta via la palla, Marretta contro Tuvè, Marretta fermato da Tuvè, e qui si è fatto ingolosire Marco Marretta mentre si va al time out anche in casa Palermo calcio a 5. È ripreso il gioco da qualche secondo, 4 minuti 49 secondi qui al Pala Don Bosco. Il punteggio lo vedete, 2-0 per il Palermo calcio a 5 sull'Athletic Club Palermo in questo derby valido per l'andata del primo turno di Coppa Italia di Serie C1. Ricordiamo, ritorno tra 7 giorni, sabato 2 settembre sul terreno di gioco del P5, naturalmente in diretta sul nostro canale YouTube. Per non perdervi neanche un secondo di questa partita, ne approfitto anche per porgere le scuse a nome di tutta la redazione per la mancata visione in diretta della partita tra 3M e Sant'Isidro Bagheria. Purtroppo problemi di natura tecnica hanno costretto il nostro operatore a interrompere la produzione in diretta della partita. Stiamo lavorando per recuperare le immagini della gara e per produrre gli highlights dell'incontro. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di trasmettere al meglio possibile. Ci rendiamo anche conto che a livello strutturale qualcosa non va, mentre è decisamente qualcosa che va il destro di Fiorentino, che segna il gol del 2-1 per l'Athletic Club Palermo. All'improvviso la fiammata riapre la partita
Fiorentino. Gol fulmineo inaspettato da parte del numero 8 in maglia nero-rosa, che ha sorpreso Mistretta e ha dunque rimesso in linea di galleggiamento il quintetto di Miosi. Sgarlata intanto ci prova, para Mineo che la blocca, Romeo scusate, e vediamo se si rianima l'Athletic Club in questa situazione. Tuve, Sgarlata col recupero, poi prova a giocarla da terra, cerca di farlo senza commettere infrazione, in realtà l'infrazione la commette e allora punizione indiretta per l'Athletic Club Palermo. 3 minuti 2 secondi alla fine del primo tempo. La punizione è battuta all'indirizzo di Tubè, poi l'H di Cara. Fiorentino adesso guardato a vista da Pecoraro, anzi da Casamento scusate, poi ancora Fiorentino, spalla alla porta contro Sgarlata, cerca di liberarsi poi di Cara, fermato da Casamento senza fallo secondo l'arbitro, ancora di Cara, deve resistere dal fare fallo il Palermo. Casamento con recupero, da Ricca, Mineo scusate, Sgarlata, palla per Marretta, da Ricca si muove sul secondo palo, Sgarlata servito, intanto ammonizione per Lo Piccolo. Proteste anche abbastanza furibonde da parte di Salvo Lo Piccolo, che si becca il cartellino giallo. A 2 minuti e 24 dalla fine del primo tempo, il primo a finire sul tappino dei cattivi per questa stagione è l'allenatore del Palermo Calcio a 5. Persona sempre molto posata, seppur molto energica, tra l'altro torna in quella che lui stesso ha definito in un'intervista rilasciata per i canali ufficiali della società la sua seconda casa, ovvero sia col Pala Don Bosco, dove ha allenato per tanti anni sulla panchina della Villaurea. A proposito di Villaurea, vediamo anche sullo sfondo lo stato generale della neonata formazione del Villaurea Monreale Palermo, con l'allenatore Antonio Gallo, con il direttore sportivo Tony Sabella e anche col capitano Bepi Abisso, che stanno assistendo a quella che di fatto è la prima partita che si gioca nell'impianto di via Domenico Savio. Intanto rimessa a 99 secondi dall'intervallo per l'Athletic Club. Vallecchia, palla per Tubè, Fiorentino punta Marretta, taglia davanti a lui di Cara che gli libera lo spazio, poi ancora Fiorentino, va da Tubè, Vallecchia, Fiorentino, ancora in mezzo a due Fiorentino, Marretta che lo pressa, la palla è uscita, rimessa Palermo, grande difesa di Fiorentino. Qui intanto il numero 8 che calcia via il pallone, l'arbitro lo grazia dal cartellino giallo. 1:10 da giocare nel primo tempo. Da Ricca va a puntare, Marretta, da Ricca, ultimo minuto appena cominciato, palla ancora scambiata da Marco Marretta e Vincenzo Da Ricca, che adesso smista su Casamento, serie di finte contro Tuvè, ancora l'ex Cus Palermo che serve Marretta, nuovamente Da Ricca, vediamo se prova anche a chiudere col pallone tra i piedi il Palermo, può farlo avendo la disponibilità di guardare il cronometro, mancano 33 secondi alla fine. Da Ricca prova a puntare, converge Da Ricca, spazio per il tiro, la sbuccia Romeo, quella palla rimane lì, il fallo
il fallo di Sgarlata ed è clamoroso il tiro libero da un potenziale gol che poteva segnare Sgarlata. Tiro libero per l'Athletic Club Palermo. E va Di Cara dal dischetto. E Di Cara contro Mistretta, 27 secondi alla fine del primo tempo. Direttore Di Cara che invita tutti a stare fuori dal perimetro. Le proteste naturalmente del pubblico di fede. Palermo calcio a 5, ma l'arbitro ha deciso. Di Cara contro Mistretta, fischia l'arbitro, la rincorsa di Cara che realizza il gol del 2-2. L'ha toccata, l'aveva toccata Mistretta, ma non è bastato e allora segna Di Cara. Si va a riequilibrare il punteggio a 26 secondi dall'intervallo di metà gara. Segna Di Cara, segna l'Athletic Club da 2-0 a 2-2. E Marretta, che non sembra avere granché voglia di affondare il colpo, si dovrebbe andare alla sirena di metà gara sul punteggio di 2-2. Almeno questa è la sensazione. Mancano 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo. Fine del primo tempo. Palermo calcio a 5, 2 Athletic Club Palermo 2. Palermo che aveva sbloccato la partita con Pecoraro, aveva raddoppiato con Daricca, poi il gol del 2-1 con una staffilata da fuori di Fiorentino e infine il tiro libero piuttosto beffardo realizzato da Di Cara. Noi torniamo tra pochi minuti con quelli che sono i nostri contributi dai campi. Intanto riposiamo anche noi un po'. L'intenzione era di attirare la passione, accendere il sogno nei nostri tifosi, facendo una squadra molto competitiva, facendo anche dei prezzi molto competitivi per quanto riguarda il costo dell'abbonamento. Ho visto la divisione per ogni partita, mi sembrava una cifra giusta per avere il nostro stadio più pieno possibile. Soddisfatto della squadra messa su? Sì, sono soddisfatto, vedo il lavoro che sta facendo il mister, l'attenzione nei dettagli, chiaro idea del calcio che vuole proporre il Catania quest'anno. Non c'è dubbio, quando inserisci così tanti nuovi calciatori, un minimo di tempo bisogna lasciarlo per creare quel collettivo che poi è sempre l'arma vincente di un club. Gli individui oggi sono forti, il collettivo va costruito, va lavorato, ma sono molto fiducioso. Catania è favorito per la promozione? Non so se Catania può essere il favorito considerando i grandi cambiamenti nella rosa. Penso che ci sono altre squadre forse prima di noi oggi, poi strada facendo vedremo. L'organico è ancora da completare? Sì, ora siamo in una fase di valutazione un po' dei costi, siamo un po' vicino al tetto massimo. Sappiamo che c'è ancora 8-9 giorni di mercato, siamo vigili, vogliamo capire chi e dove per inserire quei forse uno, ma massimo 2 calciatori che ci fanno fare un piccolo salto. Considerato appunto l'arrivo di Carmi, avete individuato anche dei ruoli dove andare a lavorare? Abbiamo parlato tanto sia con il mister che con Antonello, ho lasciato un po' perché loro trovavano
la sintonia sul ruolo, così noi potevamo fare un po' di strategia. Visto la squadra che abbiamo oggi a disposizione non c'è l'esasperazione di inserirli per forza, secondo me già con Di Carmine è una squadra molto, molto competitiva, però se durante questi ultimi giorni di mercato capita un'occasione, secondo me ci poteva stare anche un altro centrocampista con caratteristiche un po' diverse di quelle che abbiamo oggi a disposizione, secondo me anche forse un'altra punta sempre con caratteristiche un po' diverse per dare più, diciamo, scelte, opzioni al mister, considerando sempre l'avversario che andiamo incontro. Ha già in parte risposto a questa domanda, come avete preso i risultati di questi test proprio convincenti? Se mi baso solo sul risultato faccio un po' la riflessione che faccio sempre, anche come quelli dell'anno scorso, è più il mio pensiero è più legato al lavoro che deve fare, il lavoro che sta facendo, cercando di capire i vari passaggi per arrivare alla squadra che tutti noi vogliamo vedere in campo. Sono consapevole che questo ci vuole un po' di tempo, non sono preoccupato per un risultato che un po' mi dispiace perché l'avversario è quello che era, però è più importante il lavoro di base che non si può sbagliare per preoccupazione di essere pronto per il 1° settembre. Il mister sta lavorando bene, i concetti sono diversi, nuovi e ha bisogno di un po' di tempo per far funzionare bene quel collettivo. Una bella partita con un grandissimo avversario, ho visto un Castellaccia veramente bene, noi abbiamo risposto presente a questo test e adesso ci prepariamo per la partita di Coppa. Il bilancio è sicuramente positivo perché abbiamo lavorato benissimo tutti, a pieno organico, sono molto contento, molto soddisfatto dell'impegno di tutti i ragazzi e adesso siamo pronti. I nuovi arrivi hanno risposto presente, ma presente non solo nelle partite amichevoli ma soprattutto con la loro esperienza hanno tirato questo gruppo, stanno facendo crescere i più giovani, piano piano dobbiamo oliare i meccanismi, però stiamo lavorando e siamo sulla buona strada sicuramente. Un amichevole e poi siamo pronti per la Coppa. Un campionato molto tosto, ci sono tantissime squadre che possono benissimo lottare per i vertici alti della classifica, noi siamo fra queste, però insieme a noi ci sono tantissime altre squadre. Eravamo d'accordo prima, ci siamo sentiti ed doveva finire X, quindi l'1-1 era concordato, se no facevamo come Lorenzo Cana, picchio Desisti, picchio Filippo, eccetera eccetera. Complimenti a Castellaccia, è un grande mister. Complimenti a Piana, bella squadra. È stato un gran bel allenamento perché abbiamo affrontato una grande squadra e quindi ci siamo allenati, abbiamo fatto secondo me una bella partita da una parte e dall'altra e quindi soddisfatto della giornata di oggi, soddisfatto dell'andamento di questi 25 giorni che siamo insieme. Prepariamo la settimana perché adesso si comincia con le partite vere e sicuramente la settimana è importante, dobbiamo pensare subito a catapultarci all'Aspra, alla Coppa Italia. Sono soddisfatto del gruppo, sono soddisfatto dei nuovi arrivi, sono soddisfatto dell'amalgama che si è creata, si lavora bene, si sta bene, quindi va bene così. Dico, l'importante è che continuiamo su questa strada, sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è quello di salvarci senza patemi d'animo e continueremo a fare il nostro percorso cercando di continuare a migliorarci perché è l'unica cosa che possiamo fare. No, ma quella è una scelta, c'è anche Gambino che ha fatto la terza col Fada, dico, ma quella è una scelta diciamo di gioventù, nel senso che dobbiamo, intanto ci vuole la gente che ha voglia di sposare un progetto, voglia di migliorarsi, e quindi in questi ragazzi abbiamo visto questo e quindi sì, li facciamo crescere, crescono, faranno partite più belle, faranno partite meno belle, faranno spezzoni, però è importante e interessante farli entrare in questo gruppo che è un gruppo veramente sano e pieno di valori. Ci conosciamo tutti, quindi sicuramente sarà una partita tosta perché loro sono una bellissima squadra.
Siamo pronti per la ripresa delle operazioni qui dal Pala Don Bosco di Palermo, secondo tempo tra Palermo Calcio a 5 e Athletic Club Palermo. Prima frazione che si è conclusa sul punteggio di 2-2, ricordo ancora una volta in rapida successione le reti con il Palermo Calcio a 5 che si era portato sul doppio vantaggio grazie alle reti messe a segno da Pecoraro e da Daricca. Poi però negli ultimi minuti della prima frazione un gol di Fiorentino e un tiro libero trasformato da Di Cara ha consentito alla compagine guidata da Fofò Miosi di andare al pareggio. Squadre che si sono già schierate in campo. Del Palermo ci sono Rizzuto, Davì, Pecoraro e Saviano davanti a Mistretta, quindi 4 under. Bella scelta da parte di Mister Lopicco. Dall'altra parte Miosi si affida sempre a Romeo tra i pali, poi davanti al portiere ci sono Tubè, Vallecchia, Fiorentino e Di Cara, quindi gli autori dei 2 gol. Tutto pronto per la ripresa delle operazioni qui al Pala Don Bosco. Ricordo, ritorno tra 7 giorni alla P5 di Palermo, dopodiché sarà tutto pronto per l'inizio del campionato. Ricordo, giovedì 31 in tarda mattinata il sorteggio dei calendari di eccellenza, promozione di calcio e di Serie C1 di calcio a 5. Prende in via il secondo tempo di Palermo Calcio a 5, Athletic Club Palermo col pallone a disposizione proprio della squadra in casa. Pecoraro parte largo, poi cambia fronte, va da Davì, anzi da Saviano, ora Davì, nuovamente Saviano, palla per Rizzuto. Davì, Pecoraro, gli taglia alle spalle proprio Davì, ancora Pecoraro, spalla alla porta, ricomincia da Rizzuto. Saviano prova a puntare Vallecchia, Saviano converge, scarico su Davì. Rizzuto per Pecoraro contro Tubè, ancora Rizzuto, la palla per Davì. Intanto sono arrivati i primi risultati dagli altri campi e torna la buona norma che abbiamo avuto per tutta la scorsa stagione. Intanto il palo colpito da Pecoraro sulla conclusione deviata da Tubè, dall'altra parte non controlla Fiorentino, sfortunato Mattia Pecoraro. Davì, Rizzuto, ancora Vincenzo Rizzuto, Pecoraro da fermo, poi ancora Rizzuto, palla per Davì, fronte alla porta contro Vallecca, penetra e scarico, Pecoraro, Rizzuto, palla per Davì, Pecoraro non aggancia, arriva Di Cara ma arriva soprattutto Saviano che gliela mette in fallo laterale. Quasi 2 minuti di gioco disputati nel secondo tempo, 18-08 alla fine. Primi risultati, dicevo, con il 3M che ha battuto il Sant'Isidro Bagheria per 7-3. Tanta attenzione a Fiorentino, fermato col fallo da Rizzuto, calcio di punizione, primo fallo della ripresa commesso dal Palermo Calcio a 5, che proprio per via dei falli ha subito il gol del 2-2 col tiro libero di Cara, causato da un fallo sul portiere, tra l'altro, da Sgarlato. Altri risultati che riguardano questo girone: Cus Atletico Monreale 6-1, Palermo Futsal Futsal 89ers Isola Calcio a 5 3-5, San Vito Lo Capo Bonifato, questo è un triangolare, ha vinto il Bonifato 4-1. E
poi le gare di ritorno tra 7 giorni. Tuve sul fondo, la conclusione, ma c'è stata deviazione, quindi calcio d'angolo. L'angolo per Di Cara. Lo scambio con Vallecchia, interviene la difesa del Palermo, poi allontana Saviano. Allora riparte dal fondo il Palermo con Tuve che fa scorrere, ma c'è stato il fischio contro Di Cara. E dunque un fallo a testa dopo 2 minuti e mezzo di secondo tempo. Saviano, Rizzuto, Pecora, ancora Vincenzo Rizzuto, Saviano va a puntare, cioè accompagna a servire, si appoggia a Rizzuto. Pecoraro contro Di Cara, fallo laterale Palermo. Rizzuto, David, servizio per Saviano. Rizzuto, David, giro palla paziente senza accelerare da parte del Palermo. Rizzuto, Saviano, guarda la porta, calcio a Saviano, blocca Romeo in detenuto. Romeo che va a lanciare subito, non può arrivare però Fiorentino che la tiene a malapena in campo su Rizzuto. Tanto spiegazioni, per così dire, tra i due numerotti in campo. Si riparte col secondo fischio contro l'Atletico Club Palermo. Saviano, Rizzuto, ancora Saviano, Pecoraro per Rizzuto, quella palla dall'altra parte per David. Rizzuto, Saviano, ancora Rizzuto, Pecoraro, palla ancora per Saviano sulla banda destra, cambio fronte ancora su David che va a puntare Vallecchia, prende velocità Vallecchia però lo ferma in aiuto anche Tuve, poi Vallecchia si trascina la palla fuori, rimessa per il Palermo in zona d'attacco. Saviano ci ha provato da lì poco fa, preferisce giocarla, poi però rischia di perderla. Alla fine David, suolata, Saviano, Saviano! Se l'è inventato questo gol! È il gol del 3-2 per il Palermo, calcio a 5. Ha rischiato di perdere la palla 1000 volte, alla fine però ha trovato il varco, quello che vale, il 3-2. E segna Saviano che si va a prendere l'abbraccio degli amici, dei compagni e trova questo gol pesantissimo nell'economia della partita. Ripeto, gol voluto con tutte le forze. Poi Fiorentino dall'altra parte calcia alto. Intanto qui fischio cumulativo contro il Palermo. E Palermo che è tornato in vantaggio. Vedremo anche quale sarà la gestione del punteggio da parte della squadra guidata da Salvo Lo Piccolo, mentre Pecoraro non riesce a tenere il pallone in campo. Vallecchia,
poi Pecoraro quasi la recupera, pallone che si perde fuori, rimessa per l'Athletic Club. Grande ingresso tra le nostre squadre, mentre qui Saviano per poco non la porta via a Fiorentino. Tubè, Romeo costretto a uscire per evitare il fallo laterale, lancio lungo sbagliato. Davi, palla dall'altra parte a Saviano che va a puntare di cara. Saviano finge di consegnare, poi Pecoraro la sistema, serie di finte, il tocco largo per Rizzuto che va a sinistra da Davi. Vuole rallentare adesso Rizzuto, vuole gestire il Palermo che intanto sta facendo scaldare Mineo, Casamento e Marretta, mentre è pronto Sgarlata, quindi a breve ci sarà qualche rotazione in più, rotazioni che non può avere del tutto l'Athletic Club. Rizzuto, Davila tiene in campo, poi Pecoraro non riesce a resistere contro Tubè, il fallo fischiato, si discolpa Pecoraro, non si è capito contro chi abbia fischiato questo fallo. Intanto pronti Sgarlata e Marretta nel Palermo. Fiorentino, palla per Vallecchia, Tubè addosso a Davi, poi ancora Tubè a recuperare, Tubè fermato però da Rizzuto, prova a ripartire Saviano in velocità, la palla si perde fuori con Davi che ha quasi disturbato, ostacolato il celere del compagno di squadra. Vallecchia salta un avversario, poi incespica sul campo, recupera Rizzuto, da terra Vallecchia prova a dargli fastidio, ancora Rizzuto contro Fiorentino, il duello si ripete dopo lo scontro di prima, alla meglio il Palermo. Davi prova a passare, lo ferma Vallecchia, grande lotta da una parte e dall'altra, ancora Davi a recuperare palla, la perde però successivamente allora di cara, la palla per Fiorentino, ristretta sul palo e la palla che viene allontanata, occasionissima ancora per Fiorentino. Lotta barbara sui due lati del campo qui al Pala Don Bosco. Si salva il Palermo grazie anche alle manone di Gigi Mistretta, rientro importante per il Palermo, lui che l'anno scorso si è diviso tra Real Termini e poi soprattutto Monreale, dove ha completato la stagione in Serie B. Mentre intanto dentro Sgarlata, dentro Marretta, fuori Rizzuto e fuori l'autore del gol che sta dicendo la partita, ovvero sia Saviano. Pecoraro raddoppiato, provano a fermarlo, non ci riescono perché guadagna calcio d'angolo. Mattia Pecoraro, grande giocata in questo caso da parte sua. Ha debuttato poi Fiocchi, il classe 2002, Vincenzo Saviano, 21 anni compiuti a maggio. Da Ricca, anche lui tornato. Marretta per Sgarlata sul lato corto, sull'angolo praticamente, guadagna la rimessa. Vallecchia spinge in maniera ingenua e anche pericolosa il numero 30 avversario. Rimessa comunque per il Palermo, 12 minuti 36 secondi da giocare. Conteggio lo vedete, per il momento premia il Palermo. Ricordo ancora una volta che sabato prossimo sul campo del P5 ci sarà il return match. Qui intanto prova a passare Sgarlata, non ci riesce. Fiorentino prova ad accelerare contro Marretta, lo ferma Sgarlata senza commettere fallo. E allora Pecoraro contro Tubè, destro sul fondo da parte di Matteo Pecoraro. Palleggia l'Athletic Club con Fiorentino, palla
ancora gestita dal numero 8 dopo il servizio di Vallecchia. Ora Di Cara, che rischia di perderla, non trova Vallecchia, che in qualche modo riesce a farla passare, a farla carambolare su Daricca. Rimessa per l'Athletic Club Palermo, mentre debutta in partita con la maglia per Marco Castelli, maglia numero 22 per lui. Torna Mineo a fare il pivot, riposo per Mattia Pecoraro. La rimessa per il Palermo Calcio a 5, che comanda un punteggio di 3-2. Daricca, Scarlata, ha trovato il banco, serve ancora Daricca, conclusione di punto sul fondo. Romeo col servizio per Tubè. Eccolo Castelli col tocco per Tubè che sbaglia. Scarlata, palla per Mineo che la fa passare. Attento Riccardo Romeo in questo caso. Poi Scarlata cerca di recuperare ancora palla. Fiorentino la porta su, passa Fiorentino su Sgarlata, poi arriva Mineo, ancora Fiorentino a ringhiare, tanta grinta ma anche molta imprecisione da parte del numero 8, palla che si perde fuori. Sgarlata, la palla per Marretta, ora Daricca, lungolinea a Mineo, Tubè allunga i tentacoli ma ancora Mineo sul pallone, resiste alla carica, poi Tubè rischia qualcosa e alla fine Daricca gliela porta via. Daricca per Sgarlata, la palla fuori con deviazione, calcio d'angolo per il Palermo Calcio a 5. Palla per Daricca, Daricca spalla alla porta contro Castelli, riesce a tenerla, rischia anche di perderla, però rischiato. Terzo fischio anche da quest'altra parte, 3 falli a testa quando siamo a metà del secondo tempo e 3-2 per il Palermo. Daricca, punta Fiorentino, ancora finta di Daricca, gli dà una mano Sgarlata che riceve. Sgarlata, Marretta, riceve Mineo che gioca subito col suo capitano.